Siamo in Val di Fiemme, esattamente sopra l'abitato di Ziano di Fiemme. Oggi andiamo a fare una passeggiata sul gruppo del Lago Rai fino a raggiungere il rifugio Cauriol. Ora ci incamminiamo e seguiamo il segnavia strada Beccia Sadole numero 3. Siamo arrivati in questo splendido posto che è la località Tre Ponti, sotto i quali scorre il Rio Sadole, che ha lo stesso nome della valle, Val di Sadole. Abbiamo raccolto le fragoline, sono spettacolari, dolcissime. Ecco qui il raccolto di mirtilli, uno per Sandra e uno per me. Siamo arrivati al rifugio Baita Monte Cauriol. Qui di fronte abbiamo anche la Malga Sadole. Qui il posto è bellissimo, l'ideale se volete trascorrere una giornata in tutta tranquillità. Ci siamo fatti purtroppo ingolosire dai dolci del rifugio. Io ho preso un buon strudel di mele e Stefano yogurt con le castagne. Tutto molto buono. Si può raggiungere il rifugio Cauriol anche con la bicicletta e se avete un e-bike qui c'è la possibilità di ricaricare la batteria. Piano piano ritorniamo al parcheggio percorrendo la strada sterrata. Dopo una camminata, un breve momento di rigenerazione ci sta sempre bene, è il top! Abbiamo fatto ritorno dal rifugio Cauriol.
La camminata di oggi è stata tranquilla, rilassante, sempre accompagnati dalle acque del Rio Sadole, una camminata adatta a tutti. Abbiamo camminato sempre in un meraviglioso bosco, su sentiero e su strada sterrata. E come ben sapete, fin dall'antichità i boschi erano una ricchezza per il territorio, gestiti dalla magnifica comunità di Fiemme. Se volete fare ritorno a casa rigenerati, vi consigliamo di fare un breve e fresco pediluvio. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!